Eccoci qua, come ben sapete io accelero un pochino i tempi per non perdere tempo, le sigle sono belle però penso sia più importante la tematica e l'ospite. Allora, ci siamo lasciati con la regolamentazione, quindi Sì. non si può arrivare in spiaggia e fare un po' come si vuole. Chi è educato come insomma, proprietario di un animale sa bene come si deve comportare. Quali sono le specifiche? Ma, Abbiamo parlato di guinzaglio, di sì, di guinzaglio accompagnatore, di museruola, museruola, paletta di sicuro, assolutamente, ma poi rimangono le norme del decoro e della buona educazione, cioè io credo di parlare quando facciamo una legge a persone civili, ai nostri cittadini, nella stragrande maggioranza dei nostri cittadini. Poi se ci sono i maleducati, così come ci sono i delinquenti, sono una parte e Però voglio pagheranno capire. per le loro colpe. Diciamo che dal punto di vista regionale, questo sì, ci faremo carico nelle prossime Sì. settimane di approfondire la questione, nel senso che va bene aver liberato il diritto, Ok. però bisognerà anche fare in modo che la giunta regionale o chi per essa, perché è la giunta che fa i regolamenti o comunque dà esecuzione alle leggi che approva il Consiglio regionale, che ci siano delle norme di esecuzione che diano delle chiare indicazioni di come ci si comporta. Però voglio capire appunto come comportarsi. Ad esempio, abbiamo capito che per quanto riguarda la parte del demanio non ci dovrebbero essere problemi, posso tranquillamente circolare Assolutamente, con il mio assolutamente. amico a quattro zampe. Cioè Per quanto il riguarda manifesto della invece... Capitaneria di Porto è desueto ormai, è Sì, obsoleto perché la legge dice chiaramente che quando c'è c'è la competenza regionale, se la regione norma questa cosa, esatto, può essere cambiato, viene esatto. cancellata la questione della Allora, quello che voglio Capitaneria. capire, però anche i consorzi balneari sono obbligati a rispettare questo cambiamento di norma o lì è soggettivo per quanto riguarda l'organizzazione interna delle proprie, tra Allora, virgolette, leggi, normative? noi stiamo parlando logicamente di spazi Ok, pubblici, quindi del del demanio, demanio, della la battigia, battigia, esatto. delle zone pubbliche per quanto riguarda le spiagge. Poi sulle concessioni, stiamo parlando di spiagge comunque private, Sì, perché in affidate in concessione. concessione a privati, è logico che cambia la questione. Però, sa, quando cominceranno a vedere che ci sono molte persone, molti turisti che portano i loro cani, io credo che più di qualche Potrebbe stabilimento cambiare, comincerà anche a esatto. ragionare di riservare un'area o quantomeno una piccola area anche a chi i cani li ha. Le passo di nuovo l'auricolare perché abbiamo Valeria. Valeria, buonasera. Buonasera, Buonasera. 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 Cosa ne pensa allora? Cani in spiaggia e non solo in spiaggia, ora si può. Allora, io sono felicissima di questa cosa in quanto ho un Rottweiler e tutti restano un po' sconvolti già solo dalla parola Rottweiler, perché molti non sanno che il Rottweiler è un cane anche da salvataggio in mare. Per cui io mi sono informata proprio se a Jesolo c'era uno spazio dedicato ai cani in modo da poterlo portare in acqua e quindi potergli insegnare il salvataggio, perché oltre ai Rottweiler i Terranova sono famosissimi per questo, Sì. tanto che in Sardegna viene usato il Terranova come bagnino. E quindi quando ho visto questo e ho saputo che anche il Rottweiler può avere la stessa funzione, mi sono informata proprio per poter fare questa cosa anche qua a Jesolo. E ho saputo che c'è uno spazio dedicato ai cani, proprio Uno dei dove li pochi, possono signora. portare. Come? Uno dei pochi. Diceva il consigliere uno dei È pochi. uno dei, l'unico, penso l'unico. No, credo che Perché nel non ho sentito. litorale, signora, diciamo dalla provincia di Ferrara, quindi sotto Rovigo fino a Bibbione, credo che ce ne siano in Eh? totale 3 di stabilimenti, pensi Ah, lei. Sono comunque però. pochissimi, perché abbiamo Ah, chilometri beh, e Ah chilometri infatti. di beh, costa. certo. Valeria, comunque lei è felicissima, cioè adesso può tranquillamente, come dicevamo, camminare e andare a passeggio sulla battigia con il suo Rottweiler, cosa che prima non poteva fare, salvo Ah, quando era guardi, la stagione quindi non estiva. infatti. Proprio non vedo l'ora di Di portarlo perché lui si approfittarne. diverte Va bene. tantissimo. Sì, 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 Valeria, sì.
Io la ringrazio, grazie, Grazie, perché so che signora. sono anche niente. altre telefonate. Grazie, un saluto. Buone passeggiate. So che si è anche prenotato Franco da Padova e credo sia proprio un educatore cinofilo. Sentiamo se avrà da chiedere dei tecnicismi o semplicemente Posso fare presente congratularsi. un'altra Prego. cosa importante? Certo, deve. Io vorrei anche far notare che in Croazia ci sono molti turisti che vanno in Croazia perché lì i cani sono liberi in spiaggia. Cioè c'è la libertà di portarsi i cani in spiaggia. Domando, è tanto diverso da noi? No. Io dico una cosa in più, noi abbiamo campeggi, molti campeggi, e soprattutto sul litorale, penso al litorale iesolano che conosco molto bene. Franco, un secondo solo che faccio Sì, finire il scusi, consigliere, Franco. dopodiché può parlare. Sul litorale iesolano, che hanno aree dedicate per i turisti che vengono e hanno animali, però logicamente li devono avvertire che non possono portarsi i cani in spiaggia. Ma si rende conto? Cioè, queste persone che già si fanno un bel viaggio, penso ai turisti tedeschi, si portano l'animale perché è una parte della loro poi hanno famiglia questo problema. e loro vanno al mare, il cane deve rimanere a 50 metri dal mare perché non può andare in Ma spiaggia. certo, ma anche il fatto Adesso- dell'accoglienza alberghiera, Adesso, tutto tondo, esatto, è un disastro. adesso noi abbiamo una apertura di credito, diciamo, anche in tema economico, perché comunque io faccio presente che gli animali portano denaro, portano economia. Turista che sa che ai campeggi Certo, può andare a portare il suo sceglie animale in quello, spiaggia, non verrà quell'altro. quello. Esatto. È logico. Allora do la possibilità adesso al signor Franco di dire la sua. Buonasera Franco. Buonasera a voi tutti, buonasera. Buonasera, A lei signor la Franco. parola. E alleluia, godiamo tutti per questa possibilità. Io sono qui in casa mia, faccio il mestiere dell'agricoltore e anche il commerciante per via di necessità di denaro. Sì. E torno ora da un viaggio in Germania accompagnato dai miei 2 Jack Russell e ho dormito in un albergo tranquillamente senza problemi, cosa che non mi è molto possibile in Italia. Certo. Ora amo gli animali, sono qui in casa, ma non solo i cani, i gatti, i cavalli, i buoi e tutte queste cose. Allora, giusto perché non mi si dica che sono un tipo strano da bestie e che non so cosa siano, io direi, e ben venga, e magari mi tocca andare come un carbonaro di notte a passeggiare i miei cani in una spiaggetta lontana che se mi vedono mi sanciscono, e con i miei cani ben educati, però ad una condizione, che pari pari venga stabilita una legge che sanziona ben pesantemente quel proprietario di cani che non va con cani educati, che non si comporta rispettando gli altri, come un cane che rompe le scatole nella spiaggia, quello va sanzionato in maniera pesante, perché io non voglio non andare più nella spiaggia Giusto. per colpa di 4 cafoni maleducati. Alla signora del Rottweiler, da amante degli animali, spero e sottopongo alla vostra attenzione, Sì? non ho mai sentito che un Jack Russell mordi i bambini, l'ho sentito molto più spesso da parte dei Rottweiler e dei molossoidi. Quindi Ma lì la sarà colpa è del questione di proprietario, intelligenza non da è della parte razza. dei proprietari, Esatto. non mandare a spasso una signora di 40 kg con un cane da 60 kg che Cioè, se la tira perfetto, dove signor vuole. Franco. È questione di buon senso. Grazie e buonasera. Buonasera Un signor saluto, Franco. signor Franco. No, il signor Franco ha assolutamente Sì. ragione. Ricordiamo anche al signor Franco che si parla comunque di passaggi in spazi pubblici con guinzaglio e museruola. Esatto. Cioè non E- esiste che un Rottweiler vada senza museruola, con Esatto, tutto il per rispetto legge, per i ok. cani. Ma sappiamo Stiamo che parlando... non si può anche fare di un urban fashion, nel senso Assolutamente, per notizie, e me ne prendo la responsabilità io di qualche furbo giornalista che per fare scoop butta fuori queste notizie perché sa che vendono, perché alla fin fine nell'arco di un anno quanti incidenti purtroppo accadono, Assolutamente. però come diceva Valeria prima, nessuno ha mai parlato che il Rottweiler viene utilizzato invece per il salvamento, guardi, e noi se- l'abbiamo fatto invece se di io in TV7. sì, certo, se io in spiaggia vedo un cane che si mette ad abbaiare o si mette cioè, ed è pericoloso anche perché ha delle mandibole importanti,
Non esiste tipo che non quello, gli... tipo quello che vediamo in foto. No, sicuramente. Non esiste che non gli dica, scusi, ma la museruola dov'è? E se no prendo anche il telefono e chiamo i vigili. Perché ricordiamo che le regole si rispettano. Cioè noi partiamo dal punto focale che è quello del rispetto delle regole. Dopo ciascuno si comporta a modo proprio. Mi si permetta di ricordare che ho potuto accertare, io per carità lo può fare chiunque, che nella maggior parte dei casi di persone che hanno un animale d'affezione c'è un rispetto e un decoro che io non mi immaginavo, devo essere sincero, non me lo immaginavo. Stiamo migliorando perché noi Cioè, italiani stiamo insomma, non migliorando siamo proprio come famosi per educazione queste e come cose. civiltà. Allora, io devo congedarla ringraziando anche tutte le persone che per il momento hanno espresso Grazie la a loro voi. opinione o ci hanno seguito. Sappiate che non finisce qui, parleremo di consultori familiari. Sappiate quindi che adesso lancio il meteo e quindi si prosegue. Siete sempre invitati a dire la vostra e restare in nostra compagnia. Grazie a Gennaro Marotta, consigliere della Regione Veneto per l'Italia dei Valori, e grazie al Grazie a lavoro voi che avete e portato grazie ai suoi a casa telespettatori. per tutti noi. Grazie. Bene, mi dia soltanto il tempo di trovare dove ho inserito il file del meteo e dopodiché ci vediamo a breve. Eccolo qua. Eccoci qua, voi tutti ben ritrovati come sempre dal vostro Giuseppe De Vittis. Nella giornata di giovedì Italia ancora divisa in due dal punto di vista termico, perché le temperature sulle regioni meridionali risulteranno ancora piuttosto elevate, anche se, come potete osservare dalla nostra grafica, tenderanno a calare anche al sud. Sul nord Italia ancora rischio di temporali sparsi, soprattutto in Emilia-Romagna, e lo vediamo dalla grafica relativa appunto al dettaglio previsionale per la giornata di giovedì. Nella prima parte della giornata, quindi in mattinata e nel pomeriggio, rovesci di pioggia che interesseranno soprattutto l'Emilia-Romagna. Ma nelle ore centrali della giornata, quindi nel pomeriggio, si formeranno degli addensamenti nuvolosi soprattutto su zone prealpine e appunto avremo dei rovesci di pioggia, degli isolati temporali. Altrove irregolarmente nuvoloso, anche in serata ancora gli ultimi rovesci di pioggia, ma poi i fenomeni tenderanno a cessare. Quindi gli ultimi fenomeni su zone prealpine, sul Friuli Venezia Giulia. Vediamo le temperature, iniziando come di consueto dalle temperature del risveglio. Guardate, valori sostanzialmente invariati, poche differenze, temperature massime che tenderanno ad attestarsi mediamente attorno ai 25 gradi. Comunque avremo valori compresi tra i 23 e i 27 gradi centigradi. Cari amici, mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, vi auguro di trascorrere un buon proseguimento di settimana.